Il premier Conte a Venezia, un assalto all'arma bianca da parte di giornalisti e cameraman nei giorni dell'emergenza acqua alta di qualche mese fa. Decine di persone ammassate in spazi estremamente ridotti. Un esempio di quanto in questi giorni, e verrebbe da pensare da ora in poi, non dovremo più vedere per un pezzo. Le norme per arginare il coronavirus si allargano a tutte le sfere delle nostre vite, sociali e professionali. Le interviste collettive hanno comunque una piccola aggregazione di operatori dell'informazione di fronte agli intervistati. Si tenta, quando possibile, di limitare le interviste collettive o svolgerle perlomeno in un doppio o triplo turno proprio per evitare i contatti definiti pericolosi con i volti a stretto contatto. Lo stesso vale per le conferenze stampa. Quando gli spazi lo permettono, vengono messi a disposizione tavoli che pongano ad abbondante distanza i vari partecipanti, con attenzione anche alle sedie occupate con intervallo di un posto. In luoghi invece di dimensione più ristretta accade magari che la distanza laterale sia ridotta, ma la larghezza dei tavoli rendano comunque superiore ai 2 metri lo spazio fra gli interlocutori e chi potrà loro porre le domande. Sono norme che ricadono nei ristoranti e nei luoghi di aggregazione. Ci sono locali come la Biosteria Pipe di Mestre che, a quanto indicato dal decreto ministeriale, ha aggiunto anche un piccolo protocollo speciale stilato con la consulenza di uno specialista medico per applicare regole che vadano oltre il metro di distanza stabilito, ma garantiscono piena sicurezza a chi continua con fiducia a frequentare i locali questi giorni di emergenza. Ma esempi di questo tipo si moltiplicano. I dispenser si trovano in ogni ufficio pubblico, nella maggior parte dei negozi, e non vi è azienda che non abbia alzato l'attenzione sull'igiene da mantenere nei propri locali, soprattutto se aperti al pubblico. In 2 settimane è una rivoluzione anche questa. Buone norme che modificheranno le nostre abitudini, ma non necessariamente potranno essere definite disagi.